ringrazio per l'invito e ringrazio anche per averci chiesto di affrontare un tema che a volte è un po' un puntino all'interno di tanti discorsi. Ecco, quindi l'idea di oggi era di portarvi il punto di vista su alcune questioni che sono sul tappeto oggi e qualche idea di quello che, su cui noi stiamo lavorando e su cui stiamo pensando in tema di potenzialità da utilizzare anche all'interno della regione. Abbiamo focalizzato l'attenzione su tre temi. Uno è quello degli ambiti territoriali sociali. Stamattina ne parlava il sindaco di Aba, hanno citato appunto questo bando che abbiamo partecipato che hanno passato e che prevede proprio l'organizzazione e il coinvolgimento degli ambiti in questi bandi. Il secondo tema è il tema della lotta alla povertà, che può essere innovazione sociale, e il terzo è una proposta che pongo sul tappeto e che è un po' frutto di tutto il nostro lavoro di ricerca di soluzioni. Il tema degli ambiti territoriali sociali, lo sapete, non è un tema nuovo, è una novità, ma è una novità di ieri, nel senso che già la legge 38 del 2000 faceva riferimento al determinare gli ambiti territoriali, e questo tema è stato successivamente ripreso nella legge di bilancio, quella approvata il 31 dicembre 2021, proprio in cui diceva che per garantire i LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, è importante che siano realizzati questi ambiti territoriali, quindi questi accorpamenti, e questi devono programmare, coordinare e gestire gli interventi. Questo proprio per ottimizzare il raggiungimento di questi livelli essenziali. Si è sempre parlato di livelli essenziali di assistenza e LEA in ambito sanitario, adesso invece si riprende il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Qui abbiamo cercato di rappresentare come leggiamo noi questo tema degli ambiti, di questa gestione. Ci sono due parole chiave: titolarità e gestione. Abbiamo, dal punto di vista della salute, noi abbiamo la regione che ha la titolarità della sanitaria e è ripartita attraverso una serie di aziende sanitarie che poi sul territorio diventano distretti e attività e servizi. Qui abbiamo cercato di rappresentare invece il lato dei comuni, che li abbiamo rappresentati con tanti puntini, quindi con tanti comuni dislocati all'interno della regione, più di 563, e li abbiamo rappresentati raggruppati in ambiti di dimensioni diversificate, comuni diversi con diverse grandezze, e però c'è questo ragionamento che viene fatto a livello territoriale. E questo è importante perché poi le persone che i sindaci incontrano, gli assessori, gli operatori, sono le persone che vivono all'interno dei comuni e che ricevono e a cui devono essere garantiti questi livelli essenziali. E quindi abbiamo rappresentato questi due punti, questi due elementi di titolarità che devono andare ad incontrarsi e a garantire questi livelli. Ecco, ci sembrava che rappresentarli in questo modo ci consentisse di avere una visione complessiva di quello che dovrebbe diventare il territorio locale. Questo perché dico una cosa, non è che il Veneto scusate, dimenticavo di dire che su questo il Veneto comunque si è sperimentato molto, in qualche modo aveva già fatto delle prove di fattibilità attraverso tutti i piani di zona, le deleghe, in qualche modo aveva già sperimentato, e poi tra l'altro sono tutte esperienze che ha messo a disposizione dell'Italia. Ecco, quindi in qualche modo è anche stato pilota su questo. Il problema è poi come fare a far sì, ottimizzare, far sì che effettivamente questi livelli essenziali garantiscano il raggiungimento, l'ottenimento, la garanzia dei diritti.
Qui ho preso una slide che evidenzia la spesa dei comuni per interventi e servizi sociali sulla popolazione. Abbiamo considerato i distretti ex USL, che sono poi gli ATS in Veneto, e si vede che c'è, insomma, in qualche modo una spesa che varia a seconda dei vari distretti. Se tiriamo una riga possiamo vedere che quasi tutti stanno all'interno di una spesa che va tra i 68 e i 120, quindi all'interno di quella è la spesa dei comuni, con un minimo che va da 68 euro a un massimo che va a 200 e oltre. Però guardate solo il fatto che parlano, questa è la cosa importante, che sono diversi all'interno della regione. Ma se noi andiamo a vedere poi come si ribaltano in termini di servizi, ecco, notate, questa è l'assistenza domiciliare socio-assistenziale, e questo è un indicatore di presa in carico degli utenti anziani ogni 100 persone. Queste sono le barrette che vedete, sono sempre i vari ATS, anno 2019 con le dati Istat, e si vede che ognuno ha un suo indicatore diversificato. La media in Veneto è 1,2 persone ogni 100 abitanti, però all'interno di questo c'è una grande differenza che varia proprio, e quindi questo diciamo che non ci aiuta molto a leggere questa idea della ottimizzazione e garanzia dei livelli. Abbiamo fatto un'ulteriore esplosione del dato, e questo che vedete è un pezzo di ambito, diciamo, ecco. Abbiamo preso lo stesso indicatore all'interno di un ambito veneto, e qui vedete le percentuali come sono dislocate, e vedete che questo è proprio ogni comune, e vedete che all'interno dello stesso ambito anche qui c'è una grande variazione e variabilità. Si passa da un comune che prende in carico 0,3 utenti anziani ogni 100 persone a un comune che ne prende in carico quasi 2 ogni 100 persone. Ecco, quindi qui si capisce l'importanza di provare a ridurre la frammentazione e provare a ragionare in termini di ambito. E questo ci sembrava mostrare queste differenze tra i diversi territori, e questo avviene non solo a livello di ambito in Veneto, ma avviene, considerate, in tutta Italia ci sono queste differenze. Però è importante considerare che a fronte di queste disuguaglianze questa dovrebbe essere la strada da percorrere, proprio per ottimizzare la gestione dei livelli e garantire a tutti una equità di servizi. Ovviamente, ce lo ricordava sempre stamattina il sindaco, con tante difficoltà nell'organizzare tutto questo, nel partecipare ai bandi. Non so quanti di voi hanno partecipato, però insomma diciamo che è un percorso complesso, ecco. Ma questo ci consentirebbe di migliorare la risposta ai cittadini, e questo è un tema molto importante. Se poi noi ampliamo lo sguardo e passiamo dagli ambiti, andiamo a vedere com'è il livello nazionale, a cosa può aiutarci l'ottimizzazione della gestione, possiamo ragionare in termini anche di risorse. E qui abbiamo fatto questo esercizio. Allora, abbiamo preso la spesa assistenziale che noi riclassifichiamo, e si vede qui il valore della spesa in miliardi dal 2012. Adesso le diottrie, non pensavo che la sala fosse così lunga, quindi allora la spesa assistenziale nel 2012 era di 51 miliardi, e vedete che c'è un trend crescente. Nel 2021 82,8 miliardi, e questa è una spesa assistenziale che, questa è una tipicità italiana, il 90% di questa spesa
è fatta di trasferimenti monetari. Considerate invece che il 10% è la spesa per servizi, quella l'assistenza sociale, i servizi sociali, quindi quelli che sono più a contatto con le persone direttamente. Ecco, c'è questo sbilanciamento che è tipico dell'Italia. Cos'è che abbiamo fatto? L'abbiamo messo vicino al grafico per gli stessi anni della percentuale di persone in povertà assoluta. E la cosa che colpisce di questo esercizio è che io ho una spesa assistenziale che va verso l'alto e una percentuale di persone in povertà assoluta che cresce e arriva al 9,4%, vuol dire insomma che si parla di 5, comunque sono un buon numero di persone in povertà assoluta. E ci sono questi due grafici e quindi questa cosa ci ha un po' allarmato. Da qui il titolo della slide: le prestazioni non sono soluzioni. A volte si definiscono delle misure, si danno delle prestazioni, però non sono accompagnate da quella mediazione professionale che invece sarebbe necessaria per sostenere queste persone e farle uscire dal circuito della povertà. E questo è uno dei temi su cui studiamo da anni e ogni volta evidenziamo che eppur si spende. La povertà cresce negli anni, eppure ci sono delle risorse che sono state utilizzate proprio per contrastare questo fenomeno. Qui ne abbiamo elencate tutta una serie che arrivano al 2015 e vedete che senza aggiungere tutte le ultime misure già allora si arrivava ai 19 miliardi. Ecco, abbiamo ripreso anche le prestazioni non sono soluzioni e questo fa riferimento anche alla regione del Veneto e si vede che anche qui il trend va verso la crescita, come dire che la povertà è una questione che riguarda tutti, riguarda il livello nazionale, riguarda il livello locale e quindi è importante definire, capire come andare a lottare. E da qui la questione dell'innovazione. Oggi tante persone hanno citato questa parola innovazione e mi premeva sottolineare questo concetto. L'innovazione non c'è solo quando io rispondo a un bisogno, individuo un bisogno e invento una innovazione. Diciamo che l'innovazione devo anche dimostrare che è efficace. Quindi non devo solo dare una risposta, inventare un modello, inventare un prodotto, ma devo anche far vedere che è efficace, che effettivamente riduce o comunque è in grado di cambiare quel problema che ho evidenziato. Le analisi nostre, ma non solo nostre, fanno vedere che le soluzioni prestazionistiche richiedono molte risorse ma non sono efficaci, oppure lo sono solo in parte in un momento di emergenza magari. Ecco, quindi questo è importante da sottolineare. Da qui apriamo l'altro capitolo, perché tutto quello che abbiamo su questo tema della povertà, che è un tema caro alla fondazione, abbiamo sempre cercato di trovare quelle che possono essere le soluzioni, delle idee che possono aiutare in questa lotta alla povertà. Definito che c'è questo gruppo di persone in difficoltà, capito che aiutate, ma aiutate solo con delle misure, non è abbastanza per interrompere quel ciclo di povertà, quali altre soluzioni possiamo mettere in campo? Qui ho messo dei titoli perché un titolo è La lotta alla povertà e innovazione sociale, che è uno dei nostri rapporti, e il tema centrale delle nostre ricerche è ragionare in termini di welfare generativo. Adesso questo welfare generativo è stato viene usato in molti contesti, come lo intendiamo noi è definito in questo modo: raccolgo le risorse e
distribuisco all'interno di una platea di persone in difficoltà, ma quello che il welfare generativo vuole fare è andare a far sì che queste risorse spese rendano, rigenerino e che le persone siano responsabilizzate nel prendersi cura di sé e degli altri. Quindi in qualche modo il welfare generativo ragiona sulle persone utenti che ricevono aiuti o sussidi dalla regione, dal comune, eccetera. Ecco, quindi il punto centrale è che il welfare generativo ha questa attenzione alle persone che sono aiutate, persone utenti dei servizi. Noi abbiamo fatto molte, molte sperimentazioni con questa, avendo in mente questo welfare generativo, e abbiamo visto che può funzionare. Allora, può funzionare perché intanto non è per tutti, cioè nel senso che io lavoro con una persona, con questa persona è aiutata, devo mettere in campo delle modalità di mediazione professionale in cui capisco quali sono le capacità di questa persona e la coinvolgo in attività volontarie, ma non sostituisco personale, non è lavoro socialmente utile, ma è proprio la responsabilizzazione nella persona aiutata che, una volta aiutata, capisce l'importanza anche di poter aiutare se stessa e gli altri. Quindi in qualche modo capite che non è che tutti entrano nei servizi e tutti diventano, cambiano improvvisamente, però serve una forma di mediazione e questa è l'idea che noi stiamo portando avanti da tempo e vediamo che riesce in alcuni casi a interrompere proprio delle carriere di povertà, perché la persona viene ascoltata, accolta e vengono sviluppate le sue capacità e può per esempio trovare lavoro. E quindi nelle nostre esperienze questo succede, ma soprattutto la persona non è etichettata come povero, difficoltà, eccetera, ma una persona con una sua dignità, capacità e potenzialità. Questo tema del welfare generativo era stato citato anche all'interno del piano sociosanitario 2019-2023 proprio perché all'epoca era stato individuato il tema del rendimento dei servizi, quindi provare a capire come utilizzare il welfare generativo come modalità di lavoro. Però sembra una cosa molto teorica, nel senso che sembra ragionando in questi termini sembra molto teorico. Allora che cosa abbiamo fatto? Cioè come facciamo ad aiutare i professionisti, chi lavora in quest'ambito, effettivamente a lottare contro la povertà? E quindi abbiamo pensato quale può essere uno strumento che aiuta a promuovere pratiche generative, e questo che sta andando adesso nella slide è un regolamento che abbiamo sviluppato e che abbiamo pubblicato sulla nostra rivista ed è scaricabile, ed è un regolamento che aiuta a fare pratiche generative. Se io vivo in un comune e intendo attivare delle pratiche generative, uno strumento di questo tipo può aiutarmi a svilupparle. Ovviamente adesso io lo semplifico molto, però cambiare paradigma professionale, cioè vedere la persona non solo come portatrice di difficoltà, di povertà, di problemi, è un po' diverso che andare a vedere la persona come sì portatrice di problemi, ma anche portatrice di qualcosa che posso spendere nel mio territorio. Ecco, quindi diciamo che non è immediato che uno ha lo strumento e lo applica, improvvisamente la povertà sparisce.
Però ci sembrava che fosse un modo per dialogare con chi è nei territori e vuole sperimentarsi con questa modalità di accompagnamento delle persone e che può interrompere questi cicli di povertà. Per questo nella nostra idea la lotta alla povertà è innovazione sociale, quindi diventa innovazione sociale, un qualcosa di nuovo che non è dare una misura, ma è accompagnare la persona nella sua uscita. E vi garantisco, sono pubblicate nel nostro sito, ci sono varie esperienze che possono essere facilmente scaricate. E in questo modo si dà anche, ci sembrava importante evidenziare, portare al tavolo questa esperienza, perché qui effettivamente è un modo per implementare l'articolo 4 della Costituzione, dove si dice che ogni cittadino è chiamato a contribuire al bene di tutti con le proprie capacità. Quindi in qualche modo mi fa porre attenzione non solo alle difficoltà ma anche alle capacità. Ecco, mi sembra che questi fossero i 3 punti che volevo portare alla vostra attenzione, e quest'ultimo l'abbiamo proprio visto come uno strumento che può aiutare il governo locale e gli operatori, che sono poi quelli che in prima linea vedono le persone. Ecco, grazie.